Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, terzo appuntamento del 2023. Nel precedente Focus abbiamo ricordato quale è la normativa da applicare nella difesa integrata delle culture. Abbiamo visto come non vi siano novità particolari e abbiamo sintetizzato come concretamente in modo pratico applicarla e cosa considerare nella sua applicazione. Abbiamo visto come già da gennaio 2014 sia obbligatorio in tutto il territorio della Comunità Europea per tutte le culture l'applicazione dei principi della difesa integrata. E quali sono quindi questi principi? Cercheremo di descriverli oggi. Facciamo un reminder su come applicare i principi della difesa integrata. Il primo grande principio della difesa integrata è la prevenzione. È tutto quello che dobbiamo fare per ridurre il rischio di dover fare trattamenti durante la stagione, durante la crescita delle culture. Quindi strategie preventive per ridurre il rischio di presenza importanti di malattie o fitofagi contro cui intervenire durante la stagione. E nell'allegato 3 della direttiva 128 e del nostro PAN, al primo posto della lista delle strategie di prevenzione da applicare vi è la rotazione culturale. La rotazione culturale, per quanto riguarda le culture erbacee principalmente, è la prima strategia da applicare. Perché? Perché malattie che possono essere favorite dalla ripetizione della stessa cultura vengono in realtà sfavorite. Esempio molto facile da comprendere è la diabrotica del mais, che si sviluppa solo sul mais in modo significativo, viene fortemente contrastata dall'applicazione della rotazione. Una rotazione strutturale contro la diabrotica, lo vedremo in seguito, è sufficiente a mantenere costantemente sotto il livello della soglia di danno la popolazione di diabrotica. Ma non solo la rotazione culturale, che serve anche per ridurre la pressione degli infestanti e aiutare per molti altri aspetti le coltivazioni, ma anche la scelta della varietà resistente o tollerante ad alcune malattie riduce la probabilità di dover intervenire successivamente. Quindi se io faccio ad esempio del frumento in una zona dove è forte la pressione di alcune malattie, andrò a scegliere le varietà che hanno una certa tolleranza contro quelle malattie. Qui nei nostri bollettini noi evidenziamo se ho una varietà tollerante, con queste condizioni non è necessario fare trattamenti fungini. Ma in generale la prevenzione è anche creare condizioni agronomiche favorevoli alla cultura che diventa più tollerante alle malattie proprio per il fatto che è in buone condizioni, creare ambienti più complessi con componenti arboree, erbacee diverse dalle culture principali che danno anche un rifugio agli antagonisti dei nostri fitofagi che comunque favoriscono gli organismi utili, possono contribuire a ridurre il rischio di dover fare trattamenti dopo. In generale un ecosistema più complesso è più stabile e richiede meno interventi successivamente quando vado a controllare durante la stagione cosa succede nel mio campo e quando poi devo decidere cosa fare. Gli altri principi alla prossima puntata del Focus Bollettino Cultura Erbacee. Alla prossima!